questa villa favolosa da anni veniamo a esporre la nostra qualità. Potete ammirare, potete vedere, potete capire che continua l'operato di Aprolav per il miglioramento di quello che è il nostro patrimonio latero-caseario. La riprova ne ogni anno abbiamo partecipanti che non sappiamo quasi neanche dove metterli e praticamente si allargano sempre di più. Quest'anno abbiamo anche prodotti delle altre regioni che vanno nei formaggi di fattoria, nel concorso formaggi di fattoria delle altre regioni, delle regioni italiane. Quindi già siamo appetiti anche da altri produttori, ma quello che a noi importa è continuare con le nostre DOP, con la nostra tipicità. Il 90% del nostro latte viene trasformato in formaggi di pregio e noi siamo orgogliosi di questo. Sempre di più il Veneto cerca la qualità per confrontarsi fra di loro prima e confrontarsi poi col consumatore e vediamo che le risposte le abbiamo. Sono 450, non andiamo mai a chiedere 2 volte perché se no ce ne arrivano troppi ed è fatica gestirli, perché il problema è anche poi andare a qualificarli con le giurie che non sono designate da Veneto Agricoltura. Non è semplice creare una struttura che possa diciamo così, valutare più di 450 formaggi, 460 come ne abbiamo quest'anno, perché effettivamente ci vogliono 70 giudici e quindi è difficile. Comunque ci adegueremo a quelle che saranno le soluzioni in futuro. Il consumatore chiede sempre di più sicurezza alimentare e qualità e in questo credo che noi non abbiamo niente da imparare da nessuno, perché siamo quelli che producono più percentuali in formaggi DOP, siamo quelli che producono più percentuali in formaggi di qualità, siamo quelli che ci confrontiamo di più di tutti. Cioè, il confronto porta al miglioramento, tutti quanti sono orgogliosi di quello che fanno perché lo vengono a esporre, lo vengono a dire il mio è il migliore, vuole essere il migliore e questo porta sicuramente al miglioramento. L'obiettivo è sempre quello, noi non possiamo essere la regione che produce a dismisura, noi dobbiamo essere la regione che produce la qualità per differenziarsi da tutti gli altri. E in questo credo che siamo veramente in prima posizione. Ma sì, è questa idea che io sto portando avanti di incentivare sempre di più Casus Veneti in modo tale che diventi la mostra mondiale dei formaggi, quindi invitando comunità di tutto il mondo e spero che di anno in anno si cresca sempre di più. Ormai Casus Veneti è un riferimento a livello nazionale, lo diventerà sempre di più anche a livello internazionale. Sì, la 17ª edizione cresce sempre di più, 40.000 visitatori e anche questo è un bel numero. Ricordiamo che ci rivolgiamo a 3.500 stalle in Veneto e formaggi a denominazione è un comparto che vale più di 500 milioni di euro. Ma è un settore che ha difficoltà perché le nostre 3.500 stalle che producono latte oggi vivono la difficoltà dei prezzi del latte che sono assolutamente non affrontabili e che non coprono anche i costi di produzione, quindi io spero vivamente che il governo investa sempre di più sugli accordi di filiera affinché ci sia il prezzo certo e che si garantisca un margine dignitoso ai nostri produttori. E credo che tutto il merito di questa biodiversità che noi possiamo presentare sia anche grazie alla presenza di un'associazione come l'Aprolav, l'Associazione dei Produttori del Latte, che in questi anni è riuscita ad veramente mantenere alto ed ad strutturare ed a commercializzare bene tutto questo patrimonio, diciamo così, di biodiversità. Banca Prealpi chiaramente è vicino a questo mondo perché essere banca del territorio vuol dire rappresentare e sostenere i componenti fondamentali di questo territorio e l'agricoltura, la buona agricoltura è chiaramente una componente indispensabile a cui ovviamente noi teniamo molto d'occhio. Questo settore riesce ancora ad esprimere valori molto importanti, valori diciamo così di assoluto rispetto e quindi noi non possiamo fare altro che essere a fianco ai produttori e agli allevatori, proprio anche perché dobbiamo cercare di allevare per quanto possibile quelle che sono delle difficoltà che la burocrazia ma anche diciamo così, un contesto internazionale certamente non aiuta. I nostri produttori diciamo così, sono tutto sommato proprio il vero esempio di cosa vuol dire la resilienza. Il controllo della filiera fa parte diciamo, della nostra attività quotidiana, noi siamo una specialità nell'Arma dei Carabinieri, siamo i Carabinieri forestali e tra le nostre attività, oltre a quella della filiera cosiddetta forestale, c'è anche ovviamente quella ambientale più generalmente intesa ed in particolare quella dell'agroalimentare ed ecco che il nostro interesse in questo tipo di attività è un interesse prioritario perché è un interesse che diciamo è un interesse prospettico
pensa al futuro, pensa alle future generazioni, che si possa continuare, diciamo, ad avere un'attività importante, ma un'attività corretta all'interno di questa filiera che garantisce a noi, a tutti quanti, una corretta alimentazione. Beh sì, il Casius ormai ha certificato la presenza di tantissimi prodotti, centinaia di espositori, 7 DOP, 39 medaglie acquisite grazie alle produzioni tipiche locali, e quindi la volontà è quella di far sì che questa rassegna non abbia soltanto una valenza regionale o nazionale, ma addirittura da quest'anno anche internazionale, grazie anche alla presenza di realtà straniere. E quindi la volontà di collegare il prodotto anche all'aspetto turistico, perché oggi abbiamo anche tanti turisti che vengono sul territorio e che possono godersi non soltanto questa splendida location, ma anche dei prodotti tipici locali. Sappiamo che i turisti sono i migliori ambasciatori del territorio. Quello che mi sento di dire è veramente che una manifestazione importante per i formaggi del Veneto, importante per dimostrare la nostra capacità che abbiamo nel produrre delle eccellenze, e si nota che i premi, un anno ne vince uno, un anno ne vince l'altro, no? Il premio è una cosa di soggettiva nel latte, però di per sé, no, vuol dire che sono i prodotti di grande eccellenza, e su questo fa molto piacere. Il scenario è bellissimo, la gente dovrebbe venire qui, no, perché merita di essere vista e visitato anche, no, la mostra dei formaggi, che è qualcosa di meraviglioso, un'organizzazione perfetta, e noi siamo contenti per il nostro Soligo Oro, per la nostra mozzarella, per i premi che abbiamo preso. Non prendi sempre i primi, prendi anche i secondi e i terzi, no, che valgono uguali, perché tutti i formaggi sono delle eccellenze. Quelli che sono più di 400 tipi di formaggio portati qui, no, è una grande soddisfazione.